Ragazzi mi hanno fatto ricordare Pierino Gustavo quando facevano il primo e il secondo posto. La Maria Rosa Acquario, questa è la seconda manche della Maria Rosa Acquario, ha corso la seconda manche molto determinata chiaramente per vincere anche lei o quantomeno per distanziare la S. Oserei dire che le manca ancora un attimino di movimento, abbastanza ferma, però è molto determinata sul palo, fa una linea molto diritta e di conseguenza è tornata in palla completamente dopo che aveva vinto il Sestiere terza piancavallo, era andata giù un po' durante la prima fase del mese di gennaio, adesso è ritornata in palla per le Olimpiadi. Ma vediamo qua la valtellinese di Livigno, la Daniela Zini, che è ritornata sul podio dopo 4 anni. Dopo 4 anni aveva vinto una gara in Cecoslovacchia ed è ritornata a vincere. E in questo momento la Zini è troppo bloccata ancora, riesce a malapena a fare queste porte, forse si ricorda che qualche volta l'avevamo criticata noi per l'abbassamento e innalzamento del baricentro, ritorna a abbassare e innalzare il baricentro e quindi va tranquillamente verso il traguardo battendo la sua compagna di squadra Maria Rosa. E quello che mi auguro io è questa scena che vediamo adesso si possa ripetere fra pochi giorni alle Olimpiadi di Sarajevo. Bene, abbiamo parlato